Anche oggi riprendiamo nel nostro telegiornale l'inchiesta sulle stragi del sabato sera. Abbiamo potuto sentire nei giorni scorsi cosa ne pensano i giovani e gli adulti di questo problema che si sta drammatizzando ogni settimana sempre più. Il nostro intento è analizzando la situazione anche in previsione di un prossimo dibattito pubblico che Teleuropa sta preparando, coinvolgendo così stampa, personalità locali, addetti ai lavori e gli stessi giovani. Passiamo a questo punto il microfono alla gente, protagonista come sempre nel nostro telegiornale. Stragi del sabato sera. Ah, Dio. Cosa ne pensi? No, non lo so. Sono sicura che non è per la chiusura delle discoteche perché tanto sono fuori lo stesso. Quindi sei contraria alla chiusura? Sono un po' contraria perché tanto si esce alle 2 e non si sa dove andare, quindi si va in giro per le strade ed è peggio secondo me. Avresti qualche rimedio? Trovarlo. No, è molto difficile trovare un rimedio a questo. Secondo te è un fatto di prevenzione? Prevenzione, secondo me, è proprio dall'educazione forse, o va da persona a persona. Non correre così tanto, sì, potrebbe andare più piano. Avresti qualche soluzione? No, perché l'unica soluzione è cambiare la testa. Secondo te chiudere prima le discoteche? Non è una soluzione, E per quanto riguarda i superalcolici? ma neanche non è una soluzione. Dipende solo dalle persone, non non dipende dalle leggi che possono fermare questo. Perché anche chiudendo prima le discoteche si possono trovare altri locali per tirar tardi. Tu vai in discoteca? Raramente. Ma secondo te il fatto di far chiudere prima le discoteche può influire sulle stragi e via dicendo? No, per questo non penso, ma i giovani forse potrebbero fare meno corse a luce spente. È un fatto di prevenzione? Secondo te bisogna fare qualche campagna per convincere, per cambiare la mentalità? Non serve perché i giovani non badano a queste cose, se lo facciano di proposito penso. Tu vai in discoteca? Sì, domenica pomeriggio. No, aprirei prima le discoteche innanzitutto e poi, vabbè, chiuderei prima. Non pensi che ci sia qualcuno sicuramente che dopo la chiusura della discoteca va in giro, non sa dove andare, quindi ha anche la possibilità di comprare alcolici a minor prezzo? Sì, beh, chiaramente sì, però, vabbè, per esempio io non ci vado, per cui non sono direttamente a contatto con... Che consiglio daresti così, da fuori? Direi che la colpa è più che altro di coloro che hanno le discoteche, che sono loro insomma che attirano i ragazzi e quindi dovrebbero cambiare un po' gli orari.